Per me è un onore essere qui oggi in Consiglio regionale, è un'opportunità che ormai da lungo tempo ci viene concessa e per questo ringrazio il Presidente Ciambetti e anche tutto il Consiglio regionale del Veneto. Questa è una tappa fondamentale per Sarmede, per la Mostra Internazionale di Sarmede, perché raggiungiamo i 40 anni. Tanto è vero che nell'estate dell'83, proprio grazie a Stepan Zavrel e a un gruppo di 5-6 artisti, tra i quali pittori, scultori, scrittori, ha preso avvio questa esperienza che ha fatto conoscere la nostra piccola realtà pedemontana a livello internazionale in tutto il mondo. Oltre che alla mostra che quindi inaugureremo sabato 29 e andrà avanti sino al 19 di febbraio del 23, a Sarmede vi è anche la presenza della scuola internazionale riconosciuta a livello europeo che richiama durante tutto l'anno all'incirca 600-700 artisti allievi provenienti da tutte le parti del mondo. Proprio per essere formati, Gabriel Pacheco, che è il nostro direttore artistico, a suo tempo aveva proprio frequentato la scuola di Sarmede. Quindi quest'anno è un anno importante e anche il tema che viene trattato all'interno dell'esposizione richiama quella partenza, richiama la storia di 40 anni di sogni che sono stati portati avanti chiaramente tenendoci al passo con i tempi, facendo sì che appunto adesso per l'editoria rivolta all'infanzia il nostro paese rappresenti un punto di riferimento essenziale ed importante. Sta a noi portare avanti questo lavoro, crederci e ampliarlo proprio per renderlo alle nuove future generazioni. Sono felicissimo di essere qui in Consiglio regionale per presentare la 40ª mostra di illustrazione di Sarmede. La mostra sarà una mostra interessantissima perché celebra il 40° anniversario della fondazione di questa mostra di illustrazione. Ci sono diverse sezioni importanti, l'ospite d'onore si chiama Joanna Consejo, che è una delle illustratrici più famose in questo momento in Europa, la quale ci ha consentito di poter raccogliere 100 opere, addirittura originali solo per lei, in questa sezione dedicata all'ospite d'onore. Poi ci sono un'altra sezione importante, la sezione Panorama, dove ci sono 15 illustratori che dedicheranno al tema che è sogno, ricordo e altre poesie, una eventuale immersione in questo tema attraverso diverse nazionalità. Poi ci saranno anche un'altra sezione importante che sono i giocattoli pedagogici che è destinata ai bambini e a questi bambini noi destiniamo alcuni laboratori gratuiti che sono addirittura finanziati dall'Ordine degli Architetti e questo ci dà una tremenda responsabilità nei confronti dei bambini. Vi ricordo che finora, da 40 anni a questa parte, sono arrivati circa 400 bambini che sono la nostra eredità praticamente storica sul mondo illustrato. Mondo illustrato che era diciamo, l'ambiente ideale in cui navigava Stepan Zavrel, che aveva come obiettivo quello di avvicinare all'arte i bambini, ma soprattutto all'arte, non solo all'arte, ma anche ai valori etici. Proprio lui è stato, diciamo, questo sogno si è realizzato attraverso questa persona.